Sono 21 i presunti affiliati alle cosche Regine, Tegano e Labate, finiti in manette oggi nell'ambito dell'operazione Archi. Dopo la guerra di mafia che tra il 1985 ed il 91 provocò oltre 1000 morti, incontri di pace hanno cambiato sostanzialmente gli assetti. I Condello e i De Stefano, protagonisti dello scontro, infatti, per gli investigatori adesso stanno insieme ai vertici dell''Ndrangheta. Hanno abusato e seviziato per anni un giovane disabile mentale di 30 anni, ma alla fine sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Cosenza. Si tratta di 13 persone di età compresa tra i 35 e i 70 anni, alcuni sposati, tutti di Cosenza, tra i quali anche pluripregiudicati. Gli abusi e le violenze, anche di gruppo, andavano avanti da 8 anni. Inaugurata ieri pomeriggio l'altra metà dell'unità, una mostra fotografica e un volume dedicati al ruolo della donna nelle complesse vicende che hanno accompagnato il processo di unificazione. Questo è il primo degli eventi che la provincia di Cosenza ha organizzato in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, raccontando la storia attraverso i profili biografici di figure femminili. La presidente della provincia di Catanzaro, Wanda Ferro, ha incontrato il 16enne Domenico Zinzi, cintura nera classe junior di Taekwondo di combattimenti FITA 2011, che ha conquistato il titolo a Milano lo scorso 12 marzo. Illustrati i dettagli organizzativi dell'incontro che si terrà a Catanzaro il 16 e il 17 aprile, dove si disputerà il campionato italiano di combattimenti classe cadetti A.